Qualche ora di felicità dopo anni di guerra e distruzione. Per 25 bambini palestinesi tornare a giocare in modo spensierato è stato forse come sognare ad occhi aperti, o forse solo tornare bambini, come dovrebbe essere, grazie ad una rete di associazioni che ha permesso loro di non tremare o cercare un rifugio. Uno dei diritti che garantiamo è anche il diritto al gioco e oggi siamo in un contesto particolare, quello di un maneggio, assieme a decine di bambini e bambine provenienti da contesti di guerra o situazioni di vulnerabilità. Oggi abbiamo proposto questo concetto di ipoterapia grazie a psicologhe, mediatrici e noi di Protection for Kids. Grazie a tutti coloro che oggi hanno reso possibile questa giornata. Nel maneggio Horseland di Resana i bimbi hanno potuto giocare, cavalcare, mangiare insieme in un contesto di serenità come non accadeva da mesi, forse anni, ma quello che si portano dentro è difficile dirlo. Quello che facciamo invece noi in Amidiare Italia è dare sì sostegno psicologico e aiutare le persone a elaborare traumi, in questo caso gravi traumi di guerra, e questo permette scongiura il disturbo post-traumatico da stress. L'obiettivo nostro sarà quello di organizzare dei gruppi con bambini e adulti, almeno 3-4 incontri, per dare un sostegno psicologico e aiutarli a elaborare i vissuti e le esperienze dovuti purtroppo alla catastrofica guerra. Osservare le dinamiche di gruppo e gli elementi di vulnerabilità è il percorso incominciato e che avrà presto altri appuntamenti. Il presidente del maneggio è già pronto. Oggi abbiamo fatto il primo evento con i bambini provenienti da Gaza, una giornata spettacolare e spero di farne altrettanto.